Senta, io volevo fare questo. Si è accorto qualcuno della sanità che al Maggiore è l'unico posto per fare una prenotazione per un prelievo di sangue? Perché tutte le strutture private che agiscono d'accordo con l'USL, con la sanità, hanno finito il budget. Si parla di file di 190 persone in attesa per prendere una prenotazione per il prelievo del sangue. Ecco, questa qua, fino al 1° gennaio, tutte le strutture pubbliche, Salus, quello di via Marchesetti, Corso de Menara, o tutti quanti, hanno finito il budget e non fanno prelievi di sangue. Catinara non lo fa più, c'è soltanto il Maggiore. Si parla di 190 persone in fila. Ieri sono andato là, ho preso un biglietto, avevo 192 persone davanti. Questa è la sanità. E noi pensiamo alle paghette dei politici. Bene, complimenti e tanti auguri. Allora. Un minuto solo, volevo dire che a Pordenone la sanità funziona bene, soprattutto l'ospedale sta andando a meraviglia nella costruzione degli altri lotti. Poi c'è l'ospedale di San Vito e Tagliamento, Udine, l'ospedale sta procedendo e diciamo che io parlo da Tristino, forse lei non lo sa, a Catinara hanno smesso di fare i lavori. E il problema delle visite specialistiche è un problema rilevante, perché non possono tagliare sull'emergenza, ci mancherebbe, se no ci sarebbe una rivoluzione, ma come detto in trasmissione ormai le operazioni a catarate, le piccole operazioni, le visite specialistiche sono rimandate da un anno. È una sanità, Cristina, allo sfascio, probabilmente il suo ospite forse registrerà in parte quanto dico. E tra parentesi dico ancora una cosa, in trasmissione la diremo, la ridiremo, la porteremo avanti. Bisogna sapere che gli operatori, diciamo, di Pordenone e di Udine, sanitari a qualsiasi livello, hanno una retribuzione più alta di quelli di Trieste. È uno scandalo che stiamo portando avanti da anni, è stato detto anche nella conferenza stampa sulla sanità. Vorremmo sapere da parte della giunta regionale il monte salari e come viene distribuito, perché siamo di fronte a una gabbie salariali fatte con i soldi nostri e non c'è nessun politico triestino che ci dica qualcosa in merito, non abbiamo mai risposte. Sulla sanità 2 miliardi e 7, mi scusi Bosazzi, ancora 10 secondi, sì. 2 miliardi e 7, chiudono i servizi, chiudono i reparti, ma solo che a Trieste, attenzione, al suo ospite dico che a Pordenone e a Udine la riforma non è andata avanti sul taglio dei reparti, attenzione, a Trieste e Gorizia invece è andata avanti e questa è una sperequazione. E ultima cosa mi si permetta, come ha detto giustamente il suo gentile ospite, ha detto che bisogna intervenire dalla testa, eccetera. Il signor Marco Longo è stato preso dalla sanità di Rovigo e ha fatto un buco milionario di centinaia di milioni, è stato preso in regione dalla signora Serracchiani e il tragico è che se ne sta ancora là con questa giunta, sarebbe dovuto mandare via, io non dico come, però un manager praticamente che sta facendo questo dovrebbe essere mandato via. E come con l'ATAR, e come col prefetto, e come tutto qua a Trieste nulla cambia, anche se cambiano le giunte, è un mistero. E Gatta Cicova, mi scusi Bosazzi se ho sforato, va bene? Grazie, la saluto.